Villa Salus a Mestre a rischio chiusura ed altre realtà sociosanitarie e religiose colpite dalla scure della spending review sanitaria della Regione Veneto. Il nuovo piano sanitario Veneto punta alla razionalizzazione e ancora una volta nel mirino dei tagli finisce l'ospedale Villa Salus. Già in passato la struttura sanitaria religiosa era stata oggetto di riorganizzazione, adesso confidano che la scure della Regione si abbatta altrove, su questo si dicono fiduciosi. La volontà di questi istituti religiosi, in particolare di Villa Salus, che è stata nell'occhio del ciclone in varie occasioni, è quella di continuare la propria presenza all'interno della realtà mestrina, di garantire per quanto possibile, nei modi, nelle forme che andremo a individuare, quella che è l'occupazione di tutto il personale che lavora all'interno della struttura. Non dimentichiamo che ci sono circa 400 unità lavorative. Credo che la scheda ospedaliera che uscirà a fine anno non penalizzerà questo ospedale, perché questo ospedale, ricordiamo, è già stato assolutamente ridimensionato, quindi credo che rimarrà tale e quale. La questione è delicata, soprattutto in questi tempi di crisi dove un sacrificio è chiesto a tutti. Consci pertanto che toccherà anche a loro, non sono però disposti a chiudere tout court. L'argomento è stato peraltro oggetto di un incontro pubblico a Villa Salus. No ai tagli lineari quando ci sono strutture che costano molto e non rendono altrettanto, velato il riferimento all'ospedale dell'Angelo di Mestre. Anche noi sappiamo di dover fare la nostra parte, però mi permetta, da un ospedale che costa il 30-40% in meno di un altro, privato con pubblico, avete capito, insomma chiunque sappia un po' di economia direbbe, andiamo a risparmiare laddove c'è da risparmiare. Il peso in termini di costi sulla sanità pubblica veneta degli ospedali religiosi specificano è pari al 2% e i disavanzi di bilancio di tali enti sono a carico degli stessi e non del pubblico. La Regione dovrebbe continuare a guardare al servizio che offrono le strutture e al flusso dei pazienti.